cronica di Sarate ai danni del connazionale Campagnaro. Il cross in mezzo per Foggia, al limite dell'area. All'ultimo momento la difesa della Sampdoria riesce a rinviare, poi è buono il disimpegno. Vediamo che c'è Pazzini alla caccia del pallone, Brocchi su di lui senza commettere fallo. Pazzini rimane a terra, vediamo cosa decide il direttore Ghera. Si può continuare a giocare, infatti gli uomini degli Orossi continuano a giocare sulla sinistra con Sarate che salta ancora Campagnaro, va al limite dell'area, prova il destro, rete! Maurito Sarate, la Lazio in vantaggio esattamente al quarto minuto, il solito gol di Sarate che ha puntato gli avversari da sinistra, poi ha chiuso con il destro sul secondo palo, nulla da fare per Castellazzi. I giocatori della Sampdoria si arrabbiano perché c'è ancora Pazzini a terra, ma sta di fatto che la Lazio al quarto minuto è passata in vantaggio col suo uomo più rappresentativo, Maurito Sarate. Lazio 1, Sampdoria 0. Uno splendido gol, Sarate con caparbietà è riuscito a mantenere questo pallone, si è accentrato per liberare il suo destro e un tiro folgorante, un gol che sia pure a grandi linee ha ricordato quello nel derby, ma soprattutto uno Sarate che è un eccezionale campione, che riesce sicuramente a tramutare un'azione che sembra inizialmente di poco conto in un'azione pericolosissima, la sua schioppettata, e Castellazzi irrimediabilmente battuto. La Lazio sblocca subito il risultato dopo che invece la Sampdoria aveva fatto credere di poter riequilibrare il dominio dell'operazione in campo dopo i primi 2 minuti.